Ci sono materiali che accompagnano l'uomo fin dalle origini, materiali che nascono dal fuoco e dalla terra e che riescono in qualche modo a conservare dentro di sé la memoria del tempo. La ceramica è uno di questi. Ettore Sottsass la descriveva così: le ceramiche ci sono da un'enorme quantità di anni, sono più vecchie del pane, più vecchie delle case e dei metalli. Un'immagine potente che ci ricorda quanto questo materiale sia parte della nostra storia, ma anche del nostro immaginario. Oggi a Milano c'è un luogo dove questa materia antica torna a farsi il linguaggio contemporaneo, la Fondazione Officine Saffi. Nata nel 2011 da un'idea di Laura Borghi, la fondazione è una delle realtà più significative a livello internazionale nel campo della ceramica d'arte contemporanea. Non un semplice spazio espositivo, ma una piattaforma viva di ricerca, sperimentazione e dialogo, dove artisti, designer e artigiani sono invitati a interrogarsi sul presente. Attraverso mostre, workshop, pubblicazioni e progetti educativi, la Fondazione costruisce un ponte tra passato e futuro, tra le radici della tradizione e la libertà dell'innovazione. Qui la ceramica non è vista come oggetto, ma come strumento di pensiero, come materia che invita alla riflessione, alla scoperta, alla partecipazione. Ogni forma, ogni superficie diventa un modo per esplorare il rapporto con il mondo, con gli altri e con se stessi. In questo percorso si inserisce la mostra Littoral Clouds Becoming Vessels, la prima retrospettiva italiana dedicata all'artista inglese Gordon Baldwin, scomparso nel 2025 e considerato uno dei protagonisti del modernismo britannico. Baldwin ha dedicato tutta la sua lunga carriera a un dialogo costante tra materia, parola e silenzio. Le sue opere sembrano sospese tra terra e cielo, forme morbide, rigonfie, leggere come nuvole, ma capaci di contenere profondità e mistero. Il titolo della mostra nasce da una poesia dello stesso Baldwin, in cui delle piccole nuvole scendono sulla terra per diventare sculture. E proprio quel gesto poetico racchiude la chiave del suo lavoro, il passaggio dall'effimero al concreto, dal pensiero alla forma. Nelle sue mani il vaso non è più un semplice contenitore, diventa un simbolo, una soglia tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto. Il vuoto e il pieno si alternano, come in una meditazione visiva. L'interno scuro, spesso smaltato di nero, sembra raccontare la parte più intima e segreta dell'animo umano, mentre l'esterno, chiaro o colorato, ne rivela la luce, la superficie che tocca il mondo. Baldwin chiamava quest'idea inscape, un paesaggio interiore, unico e mutevole, che si riflette nella forma di ogni sua scultura. E in effetti, guardando le sue opere, si ha la sensazione di attraversare spazi mentali, luoghi di silenzio e contemplazione. Negli ultimi anni della sua vita, quando la vista cominciava a venir meno, Baldwin si è dedicato sempre di più a disegnare e alla scrittura. Tratti rapidi di carboncino, parole brevi, frasi enigmatiche, gesti che si muovono sulla carta come pensieri in libertà, creando un ritmo quasi musicale. Questi lavori su carta, esposti accanto alle sculture, mostrano la stessa tensione poetica, il desiderio di dare voce al silenzio, di trasformare l'invisibile in forma. E forse è proprio questo il messaggio più profondo della mostra e della fondazione che la ospita, che la ceramica non è mai solo materia, ma è un modo di raccontare il mondo, un linguaggio universale, antico e contemporaneo insieme, capace di unire mani, mente e cuore. Alla Fondazione Officine Saffi l'argilla non è solo plasmata, viene ascoltata. Ogni opera, ogni gesto, ogni parola diventa parte di un discorso più ampio, quello dell'uomo che da sempre cerca di lasciare una traccia fragile ma destinata a durare nel tempo.